Ciao a tutti, oggi come il video scorso siamo partiti dallo stesso punto, cioè San Carlo di Cese, Camposilvano, giro ovviamente diverso, e la nostra prima tappa di oggi sono Casa Grillo e poi Rocca del Garsello, che è una palestra di roccia. E poi il nostro punto più alto della gita di oggi è il Monte Proratato, che ho già mostrato anche almeno un'altra volta sul canale. E poi scenderemo in anello, che scenderemo nella parte opposta fino a raggiungere la cappelletta di Roccamaia e Roccamaia, e poi Lencisa, che è un altro paese. Da lì vediamo un attimo se fare l'asfalto e venire per tornare qui o fare altri sentieri, vediamo un attimo, perché non so come siano, ho paura di andare a infilarmi nel Ravanage, non ce n'ho tanto testa, ecco, diciamo così. Vediamo un po'. Beh, adesso sono partito e proseguiamo e vediamo i panorami, vi mostrerò i panorami. A dopo! Allora, mi raccomando, seguite sempre il più rosso, perché io ho già sbagliato una volta strada, ma me ne sono accorto per tempo. Niente, più rosso deve portarvi direttamente al Proratato, credo. E il Proratato è un monte che rimane, diciamo, sulla stessa linea di Monte Pennello, Monte Foscallo e Punta Martin, che sono i più famosi, però assolutamente merita, quindi se vi capita fatevi una gita qui, che merita comunque. E ve l'ho già mostrato, ma ci tengo a riandarci facendo questa strada qui che non ho mai fatto. Vado ripido. Panorami dagli 831 metri
della Rocca del Garsello. Io l'ho raggiunta ovviamente passando sopra, perché da sotto è una palestra di roccia e bisogna arrampicarsi. Proseguo e a breve arriviamo alla colla del Proratato. Ole. Così tra un po' di brina ghiacciata e un po' di rovi sono arrivato alla colla del Proratato, che praticamente sono arrivato da lì e questo qua sarà il mio sentiero di ritorno che mi porta all'Incisa. Qua non ci passo, ma nemmeno di ritorno, anche se sembrerebbe quasi pulito, ma 2 volte che ci sono passato, 2 volte che ho beccato dei gran rovi, quindi non lo so. Niente, invece vado di qua, il Proratato è lui, e faccio la strada che ci passo da sopra, e adesso tra poche centinaia di metri andiamo a incrociare l'alta via. Le palline che avete visto prima era l'incrocio con l'alta via. Panorami un po' foschiosi, ma meraviglia, atmosfera surreale, non ho incontrato un'anima viva, anche perché comunque presto, solo il silenzio e il rumore del vento, pazzesco. Allora, ho fatto una cosa, l'X rossa porta esattamente fino al Proratato, perché me ne sono accorto, però passa dove ci sono i rovi, dove ho evitato di passarci. Allora sono andato avanti, ho incrociato l'alta via lì e ho fatto 3 pallini rossi per arrivare in cima, che è meglio, e sono tornato indietro perché so che lì altre 2 volte ci sono passato e, come lo ripeto ancora, rovi, quindi niente, non ce l'avevo testa. Ora niente, arrivo di nuovo alla colla del Proratato, scendo giù e la prossima meta è Rocca Mario.
Che meraviglia, giornata, bella giornata autunnale con un po' di foschia e passaggi nel bosco bellissimo, foliage già andato ma merita lo stesso tantissimo. Ora manca 500 metri e arrivo all'Incisa e poi da lì deciderò cosa fare. Un attimo ci penso su. Niente, il triangolo rosso prosegue su asfalto, sono io che sono rintronato, che credevo di prendere un sentiero, invece è la strada praticamente principale che arriva a Incisa. Ma poi diventa rombo rosso, non so se sia sempre asfalto, vedremo. Ecco che adesso comincio a capirci qualcosa. Ho lasciato la strada asfaltata principale e si prende questo sentierone qua, sperando che poi non arriva un qualche casino e dovrei arrivare a un paesetto, se è un paese, se non sono 4 case, non lo so, che si chiama Orezzo, e poi San Carlo di Cese e poi sono arrivato a Camposilvano. Figata, questo è Orezzo e c'è anche un agriturismo che vende per 2 km zero. Che figata, ogni volta si scopre qualcosa di nuovo. Sentiero rombo rosso, come dicevo prima, ci siamo riallacciati e sempre perfettamente percorribile, perfettamente segnato. La vediamo, punto del corno del video scorso. Eccomi qua, gita praticamente finita. Questa è la chiesa di San Carlo di Cese e niente, la gita praticamente è di circa 13 km più o meno. Mancano 500 metri a Camposilvano perché è appena sopra. Adesso esco dal sentiero, c'è un pezzo d'asfalto, dislivello 700 metri più. Bellissimo, atmosfera surreale. Ho incontrato soltanto una persona poco fa, non c'era nessuno e soliti tram, iscrivetevi al canale, mettete un like e spero che dove vado a finire qua? Devo a finire dentro un fiume. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.